Buonasera dal Palatedeschi, 21esima giornata in Serie A2 Elite, torna a giocare in casa il GG Teamwear Benevento 5 che oggi nel remake della recente sfida di Coppa Italia riceve la Cadi Antincendi Futura. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Parte ora la partita con il primo possesso della squadra di Scarpitti. Palla fuori, Renoldi ci prova. Pizzetta salta, Caruso, va via il numero 8, 3 contro 2, Mendes, palla al centro, deviazione di Abdala. La squadra di Martino, palla fuori, ci riprova Pizzetta, Montefalcone e spinge con i piedi. Giocata qui di Rafinha che va via, Rafinha! Se l'ha inventato! Rafinha Rizzi, che gol! Quello del numero 27 che supera il suo avversario e batte Parisi in uscita, gol numero 13 per Rafinha Rizzi che passa, Onorio alleggerisce per Parisi, pronto al lancio che arriva, colpo di testa credo di Falcone, se no... Palla fuori, Cividini si coordina e calcia, Montefalcone, si stacca Abdala, parte Rafinha, tocco per Renoldi, Parisi si distende e dice di no. Rischia un po' qui Renoldi, Cividini recupera, Montefalcone e poi Caruso mette fuori le proteste di Renoldi. Palla fuori per Pizzetta che incrocia il destro e quindi Caruso sull'imbucata di Renoldi, ancora Caruso, lascia Rafinha, la palla passa, Montefalcone mette fuori Pizzetta, diventa quasi un tiro, occhio che la porta è vuota e poi Cadu si divora l'1-1. Cadu faccia a faccia con Bolognino, si accentra il numero 14, torna a duellare, calcia Salas, Zunta, Salas prova il destro, la deviazione di Parisi e quindi Montefalcone, Bolognino 1 contro 1 con Mendes, Luquinhas, Zonta, Parisi e la traversa di Luquinhas. Sbaglia qui il destro di Salas, vicino al 2-0, non sfrutta. Numero 5 che si affida a Parisi, che salta De Crescenzo, calcia Parisi, occhio che la porta è vuota, ci prova Montefalcone, destro sul fondo. De Crescenzo recupera, quindi Abdala, Salas. Lascia Rafinha che colpisce De Crescenzo, Rafinha un'altra volta, alto. Abdala, Caruso, movimento di De Crescenzo, torna da Rafinha, destro schiacciato questa volta. Suona la sirena, si va all'intervallo con il Benevento avanti 1-0 sulla Futura grazie al gol di Rafinha e noi ci prendiamo una pausa, riprende la gara. Rafinha, si libera e calcia Parisi, lancio intanto per Renoldi che la mette giù e calcia Parisi in due tempi. Abdala vede il movimento di Rafinha che va via e poi da terra Pizzetta rischia l'autorete e sta Salas, la palla torna al numero 9. Rafinha, Renoldi, Salas col destro, Parisi, Cividini, Scopelliti, la deviazione di Mendes sotto porta, Montefalcone, Zonta, Rosato, Caruso, palla che passa, Bolognino, si accentra, non calcia, torna da Caruso che apre il sinistro, lontano dalla porta di Parisi, calcio d'angolo, palla fuori, Rosato al volo! Rosato al volo! Cosa si è inventato? Marco Rosato! Gol pazzesco di Rosato! 2-0! Bellissimo il gol di Rosato che fa 4 in campionato con il Benevento. Intercetta Salas che va via, occhio Salas, Salas! La rete del Ciolo Salas
Primo gol con la maglia del Benevento per Salas, che approfitta dell'errore in impostazione della Futura, salta Parisi e deposita la palla in fondo al sacco. Si sposta Onorio, palla fuori, Cividini sul fondo. Ci prova Umberto Onorio, Cividini, Minnella, Onorio, ancora il 99, giocata su Volonino, calcia, esterno della rete. Scopelliti, Onorio carica al sinistro, intercetta Abdala, palla che resta lì, alla fine Zonta ci prova e poi Abdala, palla fuori. Cividini, ancora Abdala che alza la testa in avanti, cerca e trova Caruso che la mette giù, Caruso, ancora Caruso, fallo, calcio di rigore. Parte Caruso, è il gol di Umberto Caruso che firma il 4-0. È il gol numero 19, giocato sul campo del Soverato vincendo in rimonta per 10-4. Occhio intanto Abdala, un po' di spazio, salva Pizzetta e poi Renoldi. 2 sollecitato Caruso, Montefalcone scusate, lancio lungo per Caruso di testa. Giocata qui, attenzione alla conclusione. Altro lancio di Montefalcone, Abdala la tiene, Abdala il tocco sotto col petto, Parisi, la palla ancora di Abdala. Pizzetta, palla che passa, Cividini non riesce a calciare, non c'è fallo, alla fine Rafinha col destro, palla che termina fuori. La tiene Rafinha, inizia il countdown. Suona la sirena, vince il Benevento che batte 4-0 la Futura. La squadra di Scarpitti respinge l'assalto della Sulmona e torna a più 4, salendo a 50 punti in classifica.